Nomisma ha fatto capire che il futuro vedrà il biologico come prima richiesta sui mercati internazionali. Veneto Agricoltura qui ha presentato una ricerca sul biologico veneto. Ma guardi, il Nomisma conferma quello che già sappiamo, nel senso che il biologico cresce a 2 cifre tutti gli anni, quindi vuol dire che la crescita è giustificata da richieste sul mercato. Vigneto del futuro, se noi lo dovessimo immaginare, è un vigneto sempre più rispettoso dell'ambiente, dove c'è la certificazione ambientale, c'è nel vigneto, nel processo e nel prodotto, ma è esattamente quello che accade nella nostra vita, siamo più attenti all'inquinamento, alla salubrità degli alimenti e anche alla salubrità dei comportamenti nel nostro stile di vita, per cui è inevitabile che anche il vino vada in questa direzione. Quindi la Regione col suo ente strumentale cerca di orientare in questo senso, anche perché i mercati chiedono questo. La Regione sommessamente e modestamente cerca di indicare la via alla luce di dati e di esperienze che cerca di mutuare. Dopodiché sta agli agricoltori e ai viticoltori capire che quella è la via. Se qualcuno vuole continuare a coccolare l'idea che tutto sia mummificato all'infinito, poi sappiamo che fine fanno quelli che pensano a mummificazione, che spariscono. Parlare del futuro vuol dire parlare sicuramente di biologico, vuol dire parlare sicuramente di viti resistenti, e su questo Veneto Agricoltura sta sviluppando dei progetti, parte direttamente e parte con degli agricoltori, per arrivare all'obiettivo che ci sia un domani un prodotto che arriva dalla natura che sia assolutamente sostenibile.